Anche i pesci cercano refrigeri altrove, viste le temperature delle acque del Mar Ligure. Questo determina qualche problema per il comparto pesca. I pescherecci, potendosi spingere sino a 3 o 6 miglia dalla costa, non trovano le specie caratteristiche di questo periodo. Io faccio l'esempio delle cavalle, che sono uno dei pesci che normalmente in questo periodo veniva pescato e che adesso invece non ne trovano, proprio perché si immagina che si sono un po' allontanate alla ricerca un po' di refrigerio anche loro. E per quanto riguarda invece specie cosiddette aliene o comunque specie di acque tropicali, noi abbiamo un mare abbastanza profondo e quindi diciamo è più difficile, magari se ne trova qualche esemplare, però poi finisce lì. Nella rete finiscono le meduse, vere e proprie padrone del mare, con inevitabili disagi per i pescatori. Ci sono stati anche dei nostri pescatori che hanno pescato e pescano delle meduse anche molto grandi. A parte essendo tante, pesanti, c'è il rischio che la rete si rompa, ma poi a volte anche cercando di evitarle si sono trovati con bruciature sulle mani, toccandosi magari anche il viso, ecco. L'onda lunga della cattiva pesca si riverbera anche sui consumatori. Portano a terra meno pescato e quindi sui banchi, ovviamente non dei produttori, ma sui banchi delle pescherie piuttosto che della grande distribuzione, il consumatore trova soprattutto pesce importato. L'obiettivo che Coldiretti si prefigge, partendo dalla constatazione di una mutata situazione climatica, è quello di adottare misure che consentano al comparto di sopperire alle perdite di pescato. Quindi bisogna cercare di attivarsi in maniera preventiva, sia attraverso degli studi, parlo per esempio dell'ecosistema, quindi della biologia marina, per capire quindi come poi gestire queste nuove specie o comunque poter gestire il cambiamento della fauna ittica che sta avvenendo. E oltre agli studi poi con degli interventi strutturali per quanto riguarda il settore che possano permettere alle nostre imbarcazioni di poter andare anche in zone dove finora magari non andavano perché non c'era la necessità e quindi poter portare a terra del reddito per la propria famiglia, insomma, derivante dalla propria attività lavorativa.